e signori, questa suonata è veramente fatta proprio alla mia maniera. Dopo, se ascoltate il mio pezzo di questa bella polka, alla fine della polka vi racconto un mistero veramente vero. Allora vi racconto un fatto vero, questo possiamo dire un mistero. Ci sono misteri che non è facile da capire. Io mi ho trovato a casa di una persona che lui era gravemente ammalato, è deceduto la notte. E dopo che lui si è spento, dopo un paio di minuti hanno suonato campane per tutta la casa. A queste campane che abbiamo sentito eravamo 5 persone, il sottoscritto e noi ancora, 4 persone. Io per questo lo racconto, perché non era da solo. Se io ero da solo a raccontare questo fatto, potevi dire questo sicuramente è pazzo. Se qualcuno è interessato di sapere, mi scrive in privato e io gli racconto quelle altre 4 persone. Dopo siamo andati in chiesa, il ritorno dalla chiesa è fermato davanti alla casa. Ha detto la moglie: senti Carmelo, ancora suonano un'altra volta le campane, però io non l'ho sentito più. Io vi posso dire che nella vita ci sono tanti misteri, tante cose che noi a volte non crediamo, è difficile da credere. E poi vedi quando fanno per internet, o fanno i serpenti che mordono, i serpenti che ingoiano altre cose, quello è tutto un fotomontaggio, però fa parte anche questo della vita, diciamo, gente che è come un film che fanno un fotomontaggio comunque, ma questo che io ho raccontato è veramente vero, se credete, e se non credete io non posso farvi niente. Grazie veramente, è buono, ascoltate, vi fa piacere.